giornata internazionale del jazz la si celebra, la si festeggia davvero in tutto il mondo, in qualsiasi angolo del mondo, non solo alla Casa Bianca ma anche nei locali, in tutti i posti dell'Africa, dell'Asia. E noi abbiamo pensato a Atene che fosse giusto ripartire dalle nuove generazioni, dai musicisti che saranno e che sono già i musicisti dell'oggi ma anche del domani. E abbiamo ben 3 gruppi questa sera che sono e che ci faranno sentire quali sono le loro proposte, ma che sono anche le proposte in parte della nuova musica, del nuovo jazz che si pensa e che si fa oggi. Hanno tutti in comune il fare jazz che viene anche dal Dipartimento Jazz del Conservatorio di Vicenza. Noi siamo felici che siano con noi questa sera sul palco di Tiene in un progetto, in un cartellone che li accomuna anche a delle cantanti, strumentiste e musicisti europei. Come sappiamo la prossima settimana e quella successiva avremo Andrea Mottis e Camille Berthaud. Credo che questa sera sarà un'occasione importante per tutti noi e per loro e per vedere come sta la musica adesso. Per fare questo, come sempre, Tiene Musica ha l'apporto fondamentale, indispensabile del Comune di Tiene. L'Istituto Musicale non potrebbe senza fare quello che fa e ringrazio sinceramente l'assessore Gabriella Strinati, vice sindaco, che ci segue sempre con passione. Quest'anno abbiamo pensato insieme che potesse esserci questo filo conduttore della voce e cominciamo proprio con una giovane voce e con il gruppo di Bibi Milanese, che sarà lei poi a presentare i suoi colleghi. Quindi intanto entrano i musicisti, i suoi colleghi, i colleghi di Bibi. Grazie.
onore per noi essere qua, siamo molto emozionati e siamo emozionati di darvi il benvenuto alla prima serata di questa rassegna New Voices, New Feelings, nuove voci, nuove sensazioni. E sono proprio le sensazioni che noi vogliamo smuovere in voi questa sera. Il prossimo brano parla di passione, quella passione che quando scatta ci fa sentire vivi. Però allo stesso tempo possiamo perdere il controllo e questo è quello che è successo a me. Possiamo trovarci in un gioco che non ha fine. Le parole e poi il respiro mi fa paura, ma ti voglio, lo sai. Dimmi chi sei e sarò tua. Puoi scordarmi se vuoi ferirmi. Adesso prendimi, fai ciò che vuoi. Non vale, dai, ogni volta mi acciuffi. Se io potessi averti ora, io mai ti lascerei soffrire. E le parole, poi il respiro, giriamo in tondo intorno a questa realtà. Che gioco è infinito ed immobile. Faccio la domanda, state bene? Sì. Okay. Anche noi stiamo bene, stiamo benissimo. Io vorrei tanto togliermi questi tacchi perché mi sembra di cadere, però c'è tra il pubblico la mia stilista che è mia sorella, che se lo faccio secondo me. Non lo so, secondo voi posso farlo? Posso farlo? Oh, grazie. Non suona in casa. Come no? Che ha detto no? Lo so, però sono più comoda senza, vi prego.
gioco. È bello giocare con le note, è bello giocare tra di noi, è bello giocare con chi ascolta. E così come nella musica, è bello non prendersi troppo sul serio. If you wanna play, take a melody and repeat it, yes, repeat it till the end. Take that melody and lift it half a step. Don't you know it's easy, all the notes for you. Swing a little bit more, swing a little bit more. Yes, a little bit more. Why don't you do that? Take that melody, nothing more to say. Can't you hear it teasing all the notes again? If you wanna play now, take that melody. Repeat it, yes, repeat it till the end. Take that melody and lift it up a step. Don't you know that we're teasing all the notes for you? Swing a little bit more. Yes, a little bit more. Why don't you do it? Take that melody, nothing more to say. Can't you hear it teasing all the notes again? If you wanna play, take a melody, and repeat it, take that melody, lift it half a step. Don't you know we're teasing all the notes for you? Swing a little bit more, swing a little bit more. Yes, a little bit more. Why don't you do it? Take the melody, nothing more to say. Can't you hear it teasing all the notes again? Vengo un po' avanti così vi vedo meglio, perché da qua siete veramente bellissimi. Questo è un teatro bellissimo e adesso noi ci spostiamo, facciamo un volo, abbiamo in Brasile. C'è questo cantautore, questo poeta che parla un passerotto e dice: Sabia, vai dizer a ela todo o meu penar. Vai dizer a ela que eu vivo a esperar. Sabia, passerotto, vai da lei e portale il messaggio del mio dolore. Vola da lei e dille che io vivo aspettando. Vai dizer a ela todo o meu penar. Vai dizer a ela
mio amore. Doi da noite, num cantinho da janela, dorme um passarinho no seu ninho de mel, que me dera sua rosa branca de donzela, por detrás da tranca da janela. Ai, que me dera. Oh, passarinho sonhador, denunciando minha dor, e a corda toda passarada revoando na roseira da moça passarinhadeira. Salve o bem-te-vi, salve o sonhaço, o culeirinho, o curio, oh minha chorona. Sabia, vai dizer, tô no meu penar, vai dizer que eu vivo a esperar. Sabia. Quando una rosera da moça passarinhadeira, salve o bem-te-vi, salve o sonhaço, o culeirinho, o curio, oh minha chorona. Sabia, vai dizer por o meu penar, vai dizer que eu vivo a esperar. Sabia. È un passo di timida, cantatrice brasiliana. Adesso se siete d'accordo, passiamo a un argomento un po' più allegro. Siete d'accordo? Allora, questa, anzi forse a tutti voi o a qualcuno di voi come a me è capitato di incontrare una persona un po' sfuggente, che un po' si nasconde, un po' compare, un po' torna e poi invece scappa. Questa è la storia di due bambini che giocano a nascondino. Lui si nasconde, sta tutta la giornata nascosto nel buio, dentro un garage, vede dalla fessura le ombre di lei che passa fuori e per tutta la giornata l'aspetta. E alla fine si incontreranno? Questo nessuno lo sa.
Dopo avervi parlato di bambini che giocano e di nascondino, vi parlo invece di anime. Sono anime che si intrecciano, si incontrano e proprio grazie alla musica si uniscono. Vi chiedo un grandissimo e caloroso applauso per la bellissima Naoka Obayashi.
sulle note di quest'ultimo pezzo che voglio presentarvi le 3 anime, le 4 anime che mi hanno accompagnato questa sera e sono qui per supportarmi. Partiamo dal basso, dalle fondamenta. È la colonna portante della formazione e senza di lui tutto crollerebbe. Facciamo un grandissimo, grandissimo applauso per Nicolò Masetto al contrabbasso. Musicista di una sensibilità e di una personalità incredibili e la profondità della sua musica mi stupisce ogni volta e fa sciogliere il cuore a tutti noi. Alla chitarra classica Marcello Abate. Un maestro del suo strumento, un maestro. Adoro la sua personalità e il modo in cui sa abbracciare la voce, creando dei colori. Che altro dire? Michele Oriana, ti E poi è stata la prima a dirmi: beh, bella la tua musica, perché non vai a registrarla? Ed è grazie a lei che ho intrapreso questa avventura e siamo entrati in studio di recente a registrare. È dolcissima, è una mia carissima amica, una bravissima cantante e è dolcissima come persona, così come è dolce la sua voce. Direttamente dal Giappone, Naoko Bayashi. Grazie per averci ascoltati. Io sono Bibi Milanese. Grazie.